Sindaco, il punto della situazione di questa sera, diciamo, drammatica per tutto il comune di Follina. Drammaticissima. Dopo l'emergenza coronavirus e dopo l'emergenza di domenica della zona di Pedeguarda e anche del Peron, ci mancava solo questa sera della località di Lebella. Adesso siamo riusciti ad intervenire con i mezzi del Vigili del Fuoco e anche della Protezione Civile dell'AVA di Miane. Siamo riusciti a mettere sotto controllo la situazione, però abbiamo 3 grandi scantinati di 3 grandi complessi residenziali che sono totalmente sott'acqua. Ci vorranno diverse ore per riuscire a liberare questi scantinati, dove purtroppo sono rimaste dentro anche le autovetture dei condomini. E la situazione frane invece ce ne sono numerose, soprattutto nella parte più collinare. Nella parte collinare la parte più pericolosa era nella Vallalta, dove era rimasta isolata una casa con una signora con un neonato e anche con una figlia di 8 anni. Non riusciva ad evacuare e anche perché attorno alla casa iniziavano altri smottamenti. Siamo riusciti adesso ad aprire la strada e mettere in sicurezza la signora, che sarà ospitata da degli amici. E un bel gesto abbiamo visto anche la Protezione Civile di Pieve di Soligo, il sindaco sul posto per dar manforte e comunque unire tutte le forze in questa serata. Certamente, guarda, il sindaco di Pieve di Soligo, oltre ad essere una grandissima e brava persona, è anche un amico, e appena l'ho chiamato si è subito adoperato, anche lui è venuto con la sua protezione civile e con le motopompe per darci una mano, perché l'emergenza qui è stata veramente una cosa incredibile, indescrivibile. E un plauso dopo l'emergenza del coronavirus, senza dubbio, alla Protezione Civile. Ma certamente noi siamo aggregati, facciamo riferimento all'ABA di Miane, e oltre a averci dato una gran mano durante l'emergenza coronavirus, questa sera appena interpellati si sono attivati immediatamente. Come al solito sono sempre pronti a darci una mano. Volevo dire che ho ancora una zona da fare la ricognizione, perché c'è una frana che ha bloccato altre 2 abitazioni nella zona delle Fratte di Follina.